Bene, eccoci insieme anche oggi. L'ospite è Gianluca Caruso, il vicepresidente regionale dei giovani imprenditori di Confartigianato Veneto. Il motivo della sua presenza è che questo è il fine settimana dell'annuale meeting che appunto i giovani imprenditori di Confartigianato Veneto tengono, nel caso specifico a San Martino Buonalbergo in provincia di Verona. Tema del meeting 2012, Valori Cercasi, una riflessione sul lavoro nell'artigianato, e partirei proprio da qua. Perché questo tema? Allora, come associazione, anche a livello provinciale, noi sviluppiamo diverse tematiche anche nell'ambito dell'internazionalizzazione, dell'export, incontri sul credito e eventualmente con gli avvocati. Abbiamo voluto a livello regionale toccare il contesto dei valori, perché dal nostro punto di vista è un periodo in cui c'è un po' una perdita di valori, ecco. E quindi abbiamo voluto proprio sviluppare... Ma valori a livello di società o valori a livello di impresa? Ma valori sia a livello di società che a livello di impresa. Se guardiamo nell'ambito dell'impresa, a volte sembra che la spregiudicatezza premi magari alcuni imprenditori. Dal nostro punto di vista invece l'onestà, il metterci la faccia per il proprio prodotto e per la propria impresa, l'etica generale, sono valori che sono premianti, ecco, in questo senso. Ma anche a livello di società si leggono ormai sui giornali tutti i giorni che ci sono, ecco, anche dal punto di vista politico a volte degli aspetti che sono un pochino, ecco, da rivedere. E voi sentite il bisogno di ritornare a dei valori? Noi sentiamo che dobbiamo il punto di partenza da cui nasce l'impresa sono proprio i valori che la fondano, nel senso l'imprenditore che opera in maniera corretta nel territorio, cercando di rispettare le regole, per noi è il punto cardine, da cui ripartire, e per questo anche abbiamo voluto fare un evento che è un po' particolare in sé, nel senso l'ambito imprenditoriale magari a volte non va a toccare certi contesti perché si entra più nell'aspetto economico, oppure di quali possono essere anche gli sviluppi futuri dell'imprenditoria, però dal nostro punto di vista anche l'aspetto dei valori, ecco, merita un'attenzione particolare. I vostri dubbi voi li proponete a un parterre qualificato che è fatto dal presidente nazionale di categoria, che è Marco Nardin, tra l'altro un veneziano fresco, neopresidente dei giovani imprenditori di Confartigianato, poi c'è Sandro Venzo che è il presidente regionale, poi c'è Giulio Sappelli che è professore ordinario di storia economica e di economia politica all'Università Statale di Milano, e Raffaello Vignali che è il vicepresidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, il tutto coordinato da Manlio D'Agostino che è il presidente del Movimento Nazionale Giovani UCID. UCID è Unione Cristiani Imprenditori e Dirigenti. Sì. Tra le domande che voi intendete porre ce n'è una che dice la riflessione attorno all'uomo artigiano. Chi è l'uomo artigiano? Questa è l'uomo artigiano, figura mitologica. Sì, no, bisognerebbe a volte secondo me bisognerebbe avere attenzione su questo punto in particolare. Nel senso, l'uomo artigiano in linea generale è una persona che mette tutto il suo essere nel prodotto che crea, nel senso tutti gli aspetti di innovazione, nel modo di pensare, il concetto per cui un prodotto che esce deve avere determinate qualità e curato in una determinata maniera, dal nostro punto di vista, ecco, è questa figura dell'uomo artigiano che poi viene attualizzata anche, ecco, nel senso l'imprenditore artigiano oggi è un imprenditore che opera sul territorio, voglio dire, ma può spaziare in contesti anche internazionali con i propri prodotti, però con la cura del prodotto, ecco. Sì, però devo dire, voi avete un'idea dell'uomo artigiano proiettata al futuro, però con alcuni connotati quasi fiabeschi, perché voi dite è un uomo che con la sua attività coltiva una diversa concezione del tempo e dello spazio, l'uomo artigiano. Allora, è profondo come concetto. Sì, si entra un po' nel concetto di profondità, però diciamo che
si vogliono richiamare un po' anche, diciamo, degli aspetti originari, diciamo, dell'uomo artigiano, però sempre rivolti a, cioè anche come gruppo giovani, sempre rivolti poi a una prospettiva di, diciamo, di sviluppo futuro, ecco, in questo senso. Leggo quello che scrivete perché è interessante. Allora, l'uomo artigiano è anche un modo diverso di porsi nei confronti degli altri e con se stesso. È un uomo che restituisce nel suo lavoro l'immagine di se stesso. È un'entità unica, vitale, che perciò si distingue dagli altri individui, ma senza contrapporsi. Lei che è un giovane imprenditore si riconosce in tutto questo? Ma io mi riconosco sul fatto che il mio modo d'essere lo trasferisco naturalmente sul mio lavoro. La precisione con cui una persona cura il proprio prodotto è una cosa che contraddistingue il carattere di una persona, i valori che ha la persona, ecco, in questo senso mi riconosco, ecco. Vale la pena di frequentarvi in questo meeting perché devo riconoscere che all'interno del mondo artigiano voi annualmente con questo incontro siete anche propositivi ma anche provocatori. Il lavoro è ancora fondamentale per l'attività umana, domandate. Allora, che risposta vi date? Allora, il lavoro è dal nostro punto di vista è la base da cui poi si costruisce tutto il resto. Certo è che alcune domande sono poste anche perché bisogna curare a volte, anzi è importante curare anche l'ambito della famiglia, determinati altri valori, oppure anche la qualità della vita di una persona, perché molti magari sono abituati a lavorare 15 ore al giorno e trascurano determinati altri contesti, in questo senso. È una critica al modo finora di interpretare il lavoro, soprattutto nel nord-est, dove devo dire è pregnante rispetto al resto dell'esistenza. È una sorta di critica ma anche di provocazione nel senso che ci sono determinati altri aspetti della vita che vanno anche curati, però il lavoro è proprio la base da cui poi uno può costruire tutto il resto, la propria vita personale e quindi diciamo... Ma dovendo tradurlo con uno slogan potremmo dire il lavoro ma non solo per voi giovani imprenditori, cioè, il lavoro è la base, diciamo, da cui partire, però curare anche l'aspetto della qualità della vita e, diciamo, l'aspetto della famiglia per noi, diciamo, è molto importante. E dite anche, si sa che la realizzazione individuale passa attraverso l'esperienza nelle sue molteplici forme, ma può il lavoro assumere ancora il carattere prevalente che aveva un tempo? In questo c'è una riflessione e una critica anche, seppur propositiva. Quanto è importante la responsabilità sociale nella conduzione dell'impresa rispetto al mercato globalizzato? Che risposta si dà? Allora, voi avete degli esperti che ovviamente ma noi riteniamo che bisogna pensare anche ad un concetto di sostenibilità d'impresa. Giusto per fare un accenno, insomma, che il 22 agosto scorso la Terra ha praticamente esaurito le risorse che riesce a riprodurre in una... Noi pensiamo anche che un concetto di sostenibilità d'impresa sia fondamentale sia nell'ambito globale, ecco, in sostanza, quindi diciamo che anche quell'aspetto là è un aspetto da tenere in considerazione, quindi sempre non in maniera spregiudicata, tenendo, e da lì si parte anche dai valori della persona, e quindi voglio dire l'aspetto di verifica del proprio prodotto e anche, diciamo, della ecosostenibilità di un prodotto, sono aspetti che vanno valutati perché a livello globale, se ognuno fa la sua piccola parte, naturalmente potremo stare tutti quanti meglio. Ma quindi secondo voi l'uomo artigiano del futuro dovrà avere una maggiore responsabilità sociale? Ma allora, diciamo che l'uomo artigiano ha già la propria responsabilità sociale già oggi, perché le persone che collaborano con lui non sono, diciamo, dipendenti, ma sono considerate come amici e collaboratori. Ecco, diciamo, deve avere una maggiore responsabilità rispetto all'ambiente che lo circonda, intendo dire. Ma diciamo che l'impresa in genere, chi costruisce un prodotto, dovrebbe avere una maggiore attenzione, diciamo, nell'ambito poi di ripercussione del proprio prodotto a livello globale, diciamo, quindi di conseguenza cercare di mantenere una certa attenzione in questo senso.
Voi avete un serrato confronto anche con altre organizzazioni giovanili di associazioni di impresa, trovate la stessa sensibilità? Sì. Noi appunto, qui abbiamo appunto anche Mario D'Agostino che è rappresentante dell'UCID, con loro abbiamo stretto un rapporto abbastanza stretto perché appunto affrontano molto anche il tema dei valori sotto l'ambito della cristianità e della famiglia e questi aspetti. Poi a Padova è nato giusto qualche giorno fa il gruppo Giovani Uniti, dove ci confrontiamo con tutte e 12 le associazioni di categoria, e quindi insomma, ma questo anche nelle altre province, e quindi c'è diciamo una sensibilità in questo senso di collaborazione, di obiettivi comuni per poter diciamo progredire assieme. Quindi la sensibilità quindi sicuramente anche le altre associazioni ce l'hanno, per quello che insomma possiamo vedere. Grazie a Gianluca Caruso, che ricordo essere il vicepresidente dei giovani imprenditori di Confartigianato Veneto. Allora l'appuntamento questo fine settimana, proprio oggi, sabato 22 settembre, a San Martino Buonalbergo, in provincia di Verona, all'Holiday Inn. Mi pare che quanto abbiamo detto in questa puntata, insomma, stimoli sicuramente la curiosità verso questo che è un evento, perlomeno per il mondo artigiano, quel mondo artigiano che sa guardare anche al domani. Alla prossima. Grazie a tutti.